Ora io passo la parola a una persona che voi conoscerete perché è stata più volte sotto i riflettori della cronaca, suo malgrado, una persona che il Veneto ce l'ha proprio nel cuore, che per difendere le sue convinzioni, le sue ideologie, appunto, è stato in carcere per ben 2 volte. Premettiamo, non è persona che ha rubato, non è persona che ha ucciso, non ha frodato, non ha fatto niente di tutto questo, che in Italia si può invece fare tranquillamente. Ha portato avanti solo il suo pensiero e questo gli è costato veramente caro. Con noi questa sera Lucio Chiavegato. Aspetta che mi avvicino. Beh, intanto grazie a tutti di essere qua perché siamo qua stasera, mi parlo lingua veneta, con traduzione veronese. Siamo qua stasera per una roba molto ma molto importante. Come che dico in questi giorni qua, Indipendenza Veneta, Alessio Morosin e tutta la squadra di Indipendenza Veneta che lei in ogni provincia del Veneto, non siamo mia qua a chiedere la carità come fa gli altri partiti per un voto. Il nostro non è mia una conta di voti, ma è un percorso per portare il Veneto alla libertà. Lei è molto diverso, quindi noi altri non siamo mia qua a cercare le vie di fuga con Fardelli d'Italia o con l'Italia dei sapori o con altri partiti pseudo-italioti che sta portando e che ha portato il Veneto alla rovina. Ieri sera sono stato a un incontro del Confartigianato a Vicenza, un bellissimo incontro, una sala neutra, quindi non una sala dei indipendentisti ma di artigiani, che giustamente gli chiedeva cosa la politica può fare per loro, visto che l'artigianato gli dice che sarà, vi sentivo che la ripresa era, l'ha detto l'altro giorno Renzi, che se guardai fuori dalla finestra la vedi la ripresa passare. E allora gli artigiani chiedeva cosa può fare la politica per gli artigiani e allora lì saremo tutti e 6 rappresentanti delle 6 formazioni che saranno le votazioni e tutti quanti gara la corsa a chi che dà di più a questi artigiani qua, e uno vuol fare le strade e uno vuol dare contributi, insomma se uno viene via con la borsa andrà a casa con la borsa piena di promesse. L'unico che non ha fatto promesse sono stami. E ho detto, guardate che le promesse che questi qua fanno, sempre le stesse promesse da 20 anni, sempre le stesse, e noi che ne manteniamo una. E allora, siccome che mi piace parlare con i dati de fatto, ve leso un programma elettorale bellissimo di una persona che ha detto, voglio scrivere una pagina di storia, autonomia per avere competenza e soldi. Gazzettino, 27 marzo 2010, esattamente 5 anni fa. E chi è che ha detto questo? Luca Zaia. Quindi se leggiamo il programma di Luca Zaia del 2010, è lo stesso identico di quest'anno. I vuole a tutti i costi darne l'autonomia, i vuole a tutti i costi farla. 5 anni fa noi riuscì a fare un emerito zero di questo qua. Anzi, che sta un arretramento di quello che il nostro Veneto aveva 5 anni fa, perché se parliamo con i sindaci, e qua che anche qualcuno, non mi sembra mia che i comuni nostri abbiano più soldi, non mi sembra mia che si arriva a qualcosa, a parte le strade che è tutte perfette, asfaltate, giusto, e che va tutto bene. Cosa è successo in 5 anni di amministrazione? E non avevamo mica amministrato noi altri, e neanche i comunisti, e neanche la Moretti. Però è tabù parlare di questi signori qua. Beh, noi dei tabù se ne freghiamo la grande. Non stiamo più qua per fare promesse, è inutile continuare a fare promesse. In questo Veneto qua non è più neanche l'aria per respirare, il sega porta via tutto questi. E in Negadise ancora aspettiamo che faremo. No, basta. Quando uno si trova un impegno di fare, o un dirigente d'azienda, e si trova un impegno di fare aumentare il fatturato dell'impresa, o di fare aumentare gli utili, e dopo 5 anni l'azienda è al fallimento, che dà ancora fiducia a voi altri?
Se può dargli ancora fiducia a uno che non ha fatto niente. Quindi lo scontro non è mia destra-sinistra, qua lo scontro è liberare il Veneto e salvargli la vita a nostri figli. Guardate che è un messaggio molto ma molto più importante di un voto, oppure peta che mandiamo avanti la donna San, magari una a caso che mi proprio la mesta qua, che la donna lì, che l'ho morti, quindi non stai a attaccare il manifesto mio vicino a quello della donna San, perché va in cortocircuito. E ancora questi qua per il voto magari inaugura una baita degli alpini, inaugura una stradella. Siamo ancora alla preistoria della politica, ve lo dito, siete la preistoria, disighelo quando parla così, quando ti dice vota questo perché non vaga sull'altro. La scelta nostra è molto ma più importante. Quando andiamo a casa, dico sempre e prima di votare dobbiamo guardare in faccia i nostri figli o i nevodi e dire: posso lasciare i miei figli o me ne vado in mano a questa gente qua? Che la lasceresti o altri? Mi no, non che lo lascio mia, perché gli ha dato prova di nullità, di incapacità. I servi di Roma questi qua, servi sempre, perché è inutile continuare a dire ma tanto Roma non ce lo permetterà. Ma lo sapevamo che Roma non ne permette mia. Se te ve la da Roma ti dici scusa posso tenermi i soldi? No, punto. E allora ritorna in Rio e dice Roma mi ha detto di no, non posso. Adesso che ha anche l'idea della macro regione de Tosi, la macro regione, cioè andiamo a domandare al Trentino e al Alto Adige che si tiene il 96% delle tasse e il Friuli è il 40%, che andiamo noi altri con le pezze al culo, come ha detto, e diciamo scusa possiamo venire con voi? Nine, e te dice chi là. Perché hai da volerne? Cioè, ma cos'è le ste robe qua, le macro regioni, e il Triveneto, e il Nord-Est? Noi siamo Veneto, noi vogliamo il Veneto indipendente, non l'autonomia a geometria variabile o il federalismo multiplo. Ma che robe queste qua? E allora dobbiamo combattere, guardate, dobbiamo combattere. Il nostro è un percorso democratico, pacifico, ma dobbiamo ciappare sta gente qua e versargli gli occhi. Dobbiamo versargli e dirgli chi si guarda in Rio cosa è successo. Non è mia un futuro con questi. La paura della Moretti. Guarda, io ho paura della Moretti, guarda. Allora che vi ho vista? Cioè, vi fa la paura? Dico, insomma, è anche una bella donna, tra l'altro. Dico, paura a me non la me fa. Quali danni può fare la Moretti che non sia già sta fatto in Veneto? E i bastè 300 morti, 300 suicidi, basteli? O che da aspettare ancora di più? Basta per voi altri 300 suicidi nel Veneto negli ultimi 5 anni? Basta aver perso 4.000 aziende? Basta aver perso 50.000 posti di lavoro? O cosa aspettiamo? E da chi è sta colpa? Secondo me è sta colpa di Morosin. Forse perché Morosin telepaticamente no, dice non è mia colpa nostra, è colpa di quei che venirà dopo. No, basta. Questa è una politica italiana schifosa che non ha niente a che fare con il nostro modo di fare. Guardiamo in giro cosa sta succedendo. Anche qua ho fatto la strada, che dei bei capannoni vuoti anche qua, bellissimi. E potremmo fargliela da soli? Siamo piccoli. E ti dice, ma sei piccoli voi altri veneti, dove voglio andare voi altri veneti da soli? Giusto? Che la femo a competere con la Germania, è grande. Infatti, che vi ho presente il Principato di Monte Carlo, è così. E che una miseria era, che una miseria, tutti gli anni che ero vista nei bidoni di immondizie, le Zonda, le Bugatti, le Bentley, tutte con l'impianto a gas. Noi che le fa più al porto di Monte Carlo, che tutte le carrette del mare immigrati che arrivano tutti quanti lì. Noi non abbiamo mica bisogno di questa Italia qua, anzi di questa Italia qua che ne frenano altri. E non abbiamo mica bisogno di competere con i cinesi o con i turchi. Abbiamo l'eccellenza di tutte le produzioni qua in Veneto, non made in Italy. Quando facciamo il made in Veneto, le superiore. Perché tutte le eccellenze le arriva qua, le parte qua dal Veneto.
abbiamo qualcosina, non so, tipo il turismo, prima regione d'Italia per turismo. Mi pare che qua a Vicenza che sia una fiera locale dell'oro usato, era una fieretta lì. Conceria, vin, prodotti agricoli, mobili, abbigliamento, scarpe. La regina d'Inghilterra deve farsi le scarpe nella riviera del Brenta. Occhiali, che è una ditta che si chiama Luxottica, che la comprà la Ray-Ban. Longarone, che è la fiera internazionale del gelato a Longarone. Cioè le più grosse industrie del gelato e delle macchine per il gelato le parte da una vallata del Belluno. E che la femo mia? Dov'è la paura? Dobbiamo svegliarla sta gente qua. Dov'è la paura di star da soli? Ma sapete che ben che stiamo da soli? Senza il 70% delle tasse, senza 3.000 ispettori che viene a controllarti tutto solo per farti le multe, senza questa burocrazia che sta facendo morire le aziende e suicidando la gente. Quale paura che dobbiamo avere di andare da soli? No. Il Veneto è parte come un razzo quando diventa c'è neanche a Hollywood non riesce a fare robe qua. E di cosa dobbiamo avere paura ancora? Abbiamo tutto in sto Veneto qua, abbiamo arte, cultura, tradizioni, potremmo farlo rinascere immediatamente sto Veneto qua, ma non correndo gadrio ai cinesi. Qua vuol dire che il Veneto lo rifemo con la qualità, non con la quantità. Non serve più far capannoni, che neanche massa dei capannoni, dobbiamo rivedere il territorio. L'abbiamo devastato il territorio per stare in competizione, quindi potremo riportarlo il territorio a qualità di vita, perché ne manca la qualità di vita in questo paese qua adesso. È inutile parlare dei soldi, perché anche ci i soldi, che vita fa, se fa adesso qua in Veneto? Dover nascondersi, se uno ha soldi ha problemi, se non ha problemi, che vita è questa qua? Ma pensate, dobbiamo paragonarsene altri, no ai paesi che ne dice che dei paesi che sta peggio di noi, è vero? L'Uganda, il Congo, la Colombia, sta peggio di noi altri, è vero? Che è sempre qualcuno che sta peggio di noi altri, ma noi altri dobbiamo paragonarsi ai paesi del nord Europa, alla Svizzera, alla Danimarca, e quando continua a dire avete l'eccellenza della sanità, 8 del pronto soccorso, non so quando da voi altri, e contentare questi serpenti che si infilano dentro e continua a dire ste buoni veneti, andiamo a Roma, un colpo va a Roma, un colpo va in giro con la maglietta del Veneto, un colpo con quella della Calabria, basta, non se ne può più di queste robe qua. E il Veneto non è mia un Veneto che si chiude e che tira sulle mura, non abbiamo mia paura noi altri del diverso o della gente che viene da fuori, perché la gente che viene da fuori la si regola solo con cose semplici, poche leggi e chiare. Ti vieni qua in Veneto, ti rispetti, se non ti rispetti mia, te vai a casa tua, fine. E non serve le ruspe per buttare giù i campi rom, non serve bombardare i barconi, assolutamente non serve queste robe qua. Questi è slogan di bassa lega che noi non che stiamo mia sto gioco qua, è molto semplice. Pensa, quando il Veneto sarà indipendente, chi viene qua da clandestino, quindi passa dall'Italia, lo ciappiamo, lo portiamo al confine a Occhiobello, attraversa il ponte e va di là dall'Italia, basta, è semplice o no? Bella che fatta, dov'è il problema? I campi rom, in tutto il mondo femo il campo rom, voto l'acqua calda, voto l'acqua fredda, voto il bagno, ti metti dentro il geton e fuori l'acqua calda, fine. Quando uno il paga, va via, non ti sta mia bene, vai in Italia e può andare a Porto Gruaro o a Peschiera o a Occhiobello, che 3 confini, e attraversa e va di là e la sarà accolto con tutte le regole che piace lui. Quindi il Veneto lo femo noi altri, ma non siamo mica qua stasera a dire che siamo gli eroi dell'indipendenza noi altri. Non stai a fare sto sbaglio qua,
Conoga mia, i leader si voi altri, quindi l'applauso dovevi farvelo voi altri stasera che si qua, perché si qua far vedere qualcosa di nuovo. L'indipendenza non la fa mia Morosino, non la fa Chiavegato, non la fa Favero, la femo tutti quanti e che avemo 13 giorni ancora. Tacché il cronometro che è 13 giorni, guardate il vostro vicino, il vostro parente, parleghe perché la gente ha un livello di conoscenza che è bassissimo. Io vedo ancora dei slogan di quei che parla in televisione, dei Salvini, dei Marcato, che va in giro a dire i soldi qua per il Veneto. Prima i Veneti, no, prima i Veneti niente, gli balle. E adesso vi racconto un episodio e chiudo. La settimana scorsa, no perché siamo in campagna elettorale, perché 1020 anni che vado in giro senza campagna elettorale, dove c'è un problema, e l'ha detto bene la signora, dobbiamo risolverli i problemi, perché tanta gente la si suicida perché li avemo la se soli, perché siamo talmente pieni dei problemi tutti quanti che cerchiamo di isolarsi e viene a mancare quella cosa che è fantastica, che è la solidarietà, perché la solidarietà non si fa mica solo versando dei soldi su un bollettino postale, perché quello vuol dire anche lavarsi le mani, perché magari te versi sul bollettino postale e dopo quando il tuo vicino che ha problemi te lo lasci lì. A Montagnana, Padova, ricchissima cittadina veneta, una famiglia italiana e soprattutto veneta la dorme in macchina da 4 mesi. 4 mesi. Noi è rom, noi è nigeriani, noi è marocchini, è veneti e dorme in macchina in 4 e i 2 figli minori va a dormire, uno dal parente e uno da un amico, perché sennò i servizi sociali che porta via i fioi. L'amministrazione, indovinate che amministrazione che abbiamo? Comunista o sinistra, ecologia e libertà sarà, qui de Vendola, oppure non so, no, amministrazione Lega Nord, Forza Italia. Questa è la realtà, quindi gli sbandieramenti, gli slogan, si ferma lì, perché nella realtà dopo questi signori qua che fanno gli slogan, gli i primi a mancare, e non è mica possibile che nel Veneto che sia una famiglia che dorme in macchina da 4 mesi, e non è possibile che dopo che andiamo noi altri, a parlare con la sindaca, salta fuori l'appartamento dopo 4 mesi. Cioè gli ha offerto il pacco viveri a questa famiglia qua che dorme in macchina, e il capofamiglia che ha detto scusa, come fa a farmi la pasta asciutta in macchina? No, giusto per capire, con l'accendi i sigari le fatiga a far boiare l'acqua. Siamo a questo punto qua, queste è miserie, ma non dovremmo mica abituarsi a queste miserie qua, non dovremmo più abituarsi, ma sì tanto, non la polmia, no, queste robe non dovremmo accettarle. Nel Veneto indipendente, sì che sarà sì il controllo dei nostri, in primis, e i soldi che avemo, 21 miliardi all'anno che lasciamo a Roma per essere schiavi, per essere servi, e ne parla di autonomia, i può tenersela. Non mi interessa mia l'autonomia, mi vergogno di essere italiano, di avere ancora questo documento italiano quando volessero di tirarlo fuori, mi vergogno e non vuoi più essere italiano, e voi che me fioi gli abbia un bel passaporto con scritto Repubblica Serenissima Veneta. Grazie. Grazie a Chiavegato.